Festeggiati 248 anni, cerimonia d'Agrigento e bilancio dell'attività. A Palermo, operazione Amici miei, truffa aggravata sui fondi pubblici destinati all'agricoltura. Le fiamme divorano la chiesa del quartiere Bonocore di Porto Empedocle. Naro brucia nei campi della cooperativa Rosario Livatino. È il secondo episodio. L'Empedoclina Asia Abate si riconferma campionessa assoluta negli sport paralimpici di ginnastica artistica e tra un ora e l'altro sta per concludere anche la laurea specialistica e a meno 2 materie. Pirandello Fest, premiato l'attore agrigentino quasi centenario Nino Bellomo, in scena al Teatro del Tempio di Giunone il musical Camicette Bianche di Savatteri. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della Guardia di Finanza che festeggia 248 anni dalla sua fondazione, cerimonia militare ad Agrigento e tempo di bilanci. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta all'interno della caserma Antonio Mosso, sede del gruppo della Guardia di Finanza, la cerimonia militare per celebrare l'anniversario della fondazione del corpo, giunto al 248esimo anno. Quindi si è fatto un bilancio operativo dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2022. Alla manifestazione ha preso parte il prefetto di Agrigento Cocciufa e le più alte cariche istituzionali della provincia. Nel corso della cerimonia è stata data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica, dell'ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza. La ricorrenza è stata anche l'occasione per tracciare un consuntivo dell'attività di polizia economico-finanziaria svolta dai reparti della Guardia di Finanza della nostra provincia nell'anno appena concluso e quello in corso. La Guardia di Finanza celebra oggi il suo 248esimo compleanno, un'istituzione che vive nella tradizione ma anche nella modernità. I tempi recenti, la grave crisi economica causata dalla pandemia in atto ha portato la Comunità Europea e lo Stato italiano a riversare delle notevoli risorse finanziarie per rilanciare l'economia. Spetta a noi e agli altri attori istituzionali, ma a noi in primo luogo, il compito di far sì che queste risorse giungano dove sono destinate, non diventino preda della criminalità economica e fungano da volano per l'economia lecita, moderna, pulita, a tutela della concorrenza e dello sviluppo economico. Nel corso del 2021 e nei primi 5 mesi del 2022 la Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito oltre 4.500 interventi ispettivi e concluso 84 indagini di polizia giudiziaria. Concentreremo la nostra attenzione sulla contrattualistica e sugli appalti, che sono lo strumento attraverso cui i fondi del New Generation EU verranno distribuiti agli enti locali, in particolare ai comuni della provincia che sono incaricati di gestirli. Sarà nostro compito vigilare sulla regolarità delle gare d'appalto, nonché sulla regolare fornitura di beni e servizi. Poi ci sono questi furbetti del reddito di cittadinanza. I controlli sulle prestazioni sociali agevolate rientrano tra i compiti istituzionali fondamentali della Guardia di Finanza. Ci siamo organizzati, stiamo controllando a tappeto uno strumento che è stato certamente utile per fornire assistenza alle famiglie nei periodi di crisi, ma che è spesso diventato fonte di provento illecito. L'azione di servizio ha portato all'individuazione di oltre 1,5 milioni di euro di contributi comunitari indebitamente percepiti, con la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria competente di 10 responsabili, oltre 1 milione di euro di contributi nazionali e locali indebitamente percepiti, con la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria di 17 responsabili e 68 azioni amministrative. Uno spaccato sulla nostra provincia, sull'attività che fate? La provincia di Agrigento soffre, come tutte le province del meridione d'Italia, di una forte crisi economica che si è accentuata in questo periodo di crisi pandemica e rende ancora più necessario, se possibile, un intervento mirato, selettivo, che vada a tutela dell'economia sana e che non lasci spazi alla criminalità per infiltrarsi ed approfittare della crisi economica in atto.
Nel settore degli appalti pubblici sono state controllate erogazioni per circa 50 milioni di euro, di cui oltre 3 milioni e mezzo di euro oggetto di assegnazione irregolare con la denuncia di 10 soggetti. In tema di responsabilità amministrativa sono stati accertati danni erariali per 14 milioni di euro. Nel comparto della spesa previdenziale sono stati accertati importi indebitamente percepiti per 750 mila euro e avanzate proposte di sequestro per circa 700.000 euro e denunciati 113 soggetti. In tema di anticorruzione denunciati 14 soggetti, di cui 3 pubblici ufficiali. Nel settore delle prestazioni sociali agevolate, cosiddetto reddito di cittadinanza, sono stati effettuati 300 controlli, di cui 258 irregolari e 239 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria, con una frode complessiva accertata di circa 2 milioni e mezzo di euro. Recentemente avete puntato il dito anche sui carburanti, con addirittura anche il sequestro di una pompa di benzina a Palma di Montechiaro. Il controllo dei prezzi del carburante insieme al controllo del corretto adempimento dell'accisa è chiaramente un compito istituzionale primario in questo momento in cui il forte prezzo chiaramente alimenta il mercato irregolare ed illecito dei prodotti petroliferi. Quindi le indagini patrimoniali contro le mafie, volte a associare le risorse finanziarie e patrimoniali illecitamente accumulati, hanno consentito di avanzare proposte di sequestro per circa 15 milioni di euro. In questo ambito sono stati eseguiti anche accertamenti patrimoniali nei confronti di ben 123 persone fisiche e giuridiche. In via preventiva, su richieste dei vari prefetti, sono stati svolti 600 controlli in materia di certificazione antimafia, volte a autorizzare le imprese a partecipare a gare pubbliche. Operazione della Guardia di Finanza palermitana, truffa aggravata sui fondi pubblici destinati all'agricoltura, in manette numerosi funzionari degli organi di controllo e professionisti. L'inchiesta è stata intitolata Amici miei, dal celebre film. Le misure cautelari sono 22. Arturo Cantella. Importante operazione della Guardia di Finanza della regione siciliana a Palermo, con corruzione e truffa ai danni dell'Unione Europea sui fondi per l'agricoltura. E questa è l'accusa contestata a vario titolo a 22 indagati, di cui 12 colpiti dagli arresti domiciliari e 10 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel mirino dipendenti, imprenditori e professionisti. L'operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura Europea, sede di Palermo. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per l'equivalente di somme e beni per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro, quale profitto delle condotte delittuose ipotizzate. I reati contestati allo Stato sono a vario titolo: associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, abuso d'ufficio, falso, distruzione e occultamento di atti e rilevazione di segreti d'ufficio. Le indagini sono state condotte dai militari del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e costituiscono un ulteriore filone dell'operazione Gulascia Amici miei. La prima indagine aveva portato nel mese di marzo del 2020 a eseguire 24 provvedimenti cautelari personali e reali che hanno riguardato l'iter di concessione dei finanziamenti in agricoltura europei e nazionali nell'ambito del PSR 2007-2013 e poi quello successivo 2014-2020, gestiti dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura della Regione Sicilia, ente deputato alla valutazione delle ammissibilità delle istanze volte a ottenere i fondi. La chiesetta in legno al quartiere Bonocore di Porto Empedocle non esiste più. L'incendio di grosse proporzioni ha divorato la struttura in metallo e legno. L'incendio, quasi sicuramente doloso, è stato appiccato a un terreno di sterpaglia nelle vicinanze del luogo sacro ed in poco tempo si è propagato fino a bruciare la chiesetta del Bonocore. Sono stati alcuni residenti all'ora di pranzo a dare l'allarme al 112 quando nella zona sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. La chiesetta era completamente avvolta dalle fiamme. Pompieri idranti alla mano hanno spento il rogo.
Dopo l'incendio a danno di 10 ettari di coltivazione di grano a Naro in contrada Gibesi, un altro incendio ha bruciato i campi coltivati a lenticchie a danno della cooperativa Rosario Livatino Libera Terra, che gestisce l'area confiscata alla mafia. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco. Indagini sono in corso ad opera dei carabinieri. Si è indotti a ritenere che le fiamme siano state appiccate dalla stessa mano. La zona non sarebbe dotata di telecamere di videosorveglianza. Biagio Conte è ricoverato da circa una settimana e gli è stata diagnosticata una neoplasia al colon. C'è il servizio. Sì, ero cresciuto come tanti giovani, anch'io pieno di spensieratezze, ma anche pieno di tanti sogni e progetti, come tutti i giovani fanno. Ma qualcosa ha voluto rallentare questa corsa. Ero preso troppo dal materialismo, dal consumismo e come tutti i giovani potete immaginare ho rischiato di perdermi, ecco, per le vie. Quante vie ci sono? Nelle nostre città, tante sono le vie. E qui c'è stata una riflessione, perché ho perso come la speranza, ho perso il sorriso, vedere una società che corre, pensa a se stesso e lascia indietro i più deboli. Ha voluto parlare con la verità, l'unica strada che conosce per avvicinarsi alla gente, per cui ormai è un punto di riferimento irrinunciabile. Ho un cancro al colon, dice il missionario laico Biagio Conte, affidando il suo messaggio ad un post della pagina Facebook Pace e Speranza. Chiedo a tutti di pregare per me, lo comunico in modo che i tanti cittadini che lottano contro questo stesso male possano sentirmi vicino nella preghiera e nel travaglio di questo cammino di sofferenza. Ognuno di noi, tutti noi, di fronte alla sofferenza, in particolare anche nel caso di uno stato di salute un po' più impegnativo, siamo invitati a fare quello che ha fatto Maria, che accoglieva e custodiva la sofferenza del figlio nel suo cuore. Conte è ricoverato da una settimana in un ospedale cittadino palermitano dove si sta sottoponendo ad una serie di accertamenti e alle cure necessarie dopo i lunghi mesi di digiuno e di eremitaggio nelle montagne proprio attorno alla città metropolitana di Palermo. Questo mi ha fatto tanto male, vedere tante persone dormire alla stazione, per strada, abbandonati, nelle ville, nei giardini dove ci andavamo a divertire, nelle panchine, alla ghiaccio. Lo vedevo nei quartieri, l'ho visto nelle grandi città. Ecco, ho visto tanta sofferenza. Ecco, questo divario di chi troppo e di chi niente. Io ero anche in quella parte dove non mi mancava niente. E anzi ero pieno, ecco, di tante cose e poi mi lamentavo, avevo sempre qualcosa da dire, questo non mi piace, questo non lo voglio, volevo sempre di più. Ecco che qui ho detto basta, non condivido una società in questo modo, non l'accetto, ma non fui capito, sono stato emarginato, messo da parte, perché quando parli dei poveri, ecco, degli emarginati, si è visto strano, ridicolo. Non è argomento che fa parte di questo modo di vivere. E allora ho detto no, io preferisco starmene nella mia stanzetta, dove ho cominciato a scrivere, dove ho cominciato a riflettere e a pensare di dare una svolta alla mia vita. In questi giorni tantissime persone da tutto il mondo hanno contattato la missione Speranza e Carità per avere sue notizie. Conte ha ricevuto anche in ospedale la visita del sindaco Roberto Lagalla e dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Siamo vicini a Biagio Conte in questo momento segnato dalla malattia e preghiamo per una pronta guarigione affinché le sue mani operose possano essere restituite presto alla comunità da lui fondata e fatta crescere con amore e dedizione. La Chiesa e la città di Palermo hanno bisogno del suo quotidiano esempio di carità, accoglienza ed amore verso i più piccoli, gli ultimi, gli indifesi, ha ammesso Lorefice. E così un pensiero di speranza arriva da parte di noi tutti, certi che anche in questo caso lui saprà essere più forte del male.
Immigrazione, la Sea Watch 4 torna a bussare alle nostre porte. Ieri era al largo di Licata, oggi lo sbarco a Porto Empedocle. Vediamo. Il Ministero dell'Interno ha assegnato Porto Empedocle come porto sicuro di sbarco alla nave umanitaria Sea Watch 4, con a bordo da oltre una settimana 299 persone, tra cui 24 donne, 3 bambini e 22 minori non accompagnati. Nel corso dei giorni sono state effettuate numerose evacuazioni sanitarie. Ieri si era resa necessaria un'altra evacuazione medica urgente. Alla vista della motovedetta della Guardia Costiera, alcuni migranti si erano buttati in acqua sperando di poter essere portati a terra. La ONG tedesca commenta: è scandaloso che alle persone sia riconosciuto il diritto a un porto sicuro solo quando sono in pericolo di vita. Ieri la comunità ecclesiale di Licata aveva lanciato un appello all'approdo. È noto a tutti, si legge nella nota stampa, che sulla nave vi sono circa 300 persone, tra cui minori e persone affette da patologie e bisognose di cure. Rivolgiamo un accorato e sincero appello alle istituzioni competenti. Chiediamo a chi ne ha la diretta responsabilità che le persone che sono a bordo della Sea Watch sia celermente garantita la possibilità di essere ascoltate e di essere accolte in condizioni decorose. È impensabile, prosegue ancora la nota stampa, che oggi si debba assistere impotenti al ripetersi di scenari offensivi della dignità della persona umana. Fino a quando? È inconcepibile che dinanzi alle forti temperature che mettono a dura prova il fisico, la malattia che colpisce alcuni ospiti della nave, alla presenza di minori e di donne con neonati, si ritardi la concessione di un porto sicuro. Auspichiamo che la nostra voce sia accolta e si giunga a una soluzione saggia e rispettosa delle indiscutibili parole della persona umana. È tempo di arringhe difensive nell'ambito del processo scaturito dalla maxi inchiesta Xidi eseguita dai carabinieri del Rosso, che avrebbe fatto luce su intrecci tra Cosa Nostra e Stidda nell'Agrigentino. Ieri è stato il giorno dell'avvocato Giuseppe Scozzari, che difende uno dei personaggi chiave, l'ex avvocato Angela Porcello, già radiata dall'albo e che rischia 18 anni di carcere. Vediamo. Non capisco come sia stato possibile che non sia stata presa neppure in considerazione l'ipotesi di un inserimento dell'avvocato Angela Porcello nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia, quando questo status nel recente passato è stato attribuito a gente come Leonardo Messina, Vincenzo Scarantino e da ultimo Giuseppe Tuzzolino, che ha rovinato decine di professionisti prima di venire sconfessato quando ha calunniato dei magistrati. L'avvocato Giuseppe Scozzari replica così ai PM della DDA, che hanno chiesto la condanna a 18 anni di carcere per l'ex professionista cancellata dall'ordine in seguito all'arresto per associazione mafiosa scattato nell'ambito dell'operazione Xidi. La donna avrebbe strumentalizzato la sua attività innanzitutto per incontrare il boss Giuseppe Falsone al 41 bis e veicolare i suoi messaggi dal carcere, ma non solo. Angela Porcello avrebbe fatto da cassiera del mandamento, promuovendo e organizzando una serie di incontri con associati anche di altre province e mettendo a disposizione il suo studio legale, diventato un vero e proprio quartier generale per summit mafiosi. Un ruolo che avrebbe assunto in seno a Cosa Nostra dopo aver instaurato una relazione con l'imprenditore mafioso Giancarlo Bugea, tornato pienamente operativo dopo la prima condanna con ambizioni di leadership nel mandamento di Canicattì. Scozzari, dopo aver ricordato la pubblica dissociazione dell'ex collega che ha letto in aula una lettera dai contenuti molto forti, ha attaccato la DDA per non averla proposta come collaboratrice di giustizia, ha cercato di ridimensionare il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra. Il PM, ha detto, insiste nell'attribuire all'imputata il ruolo di vera e propria organizzatrice del mandamento mafioso di Canicattì. Questa impostazione stride fortemente con i fatti e con gli atti processuali, in quanto è lampante ed evidente che il coinvolgimento dell'imputata Porcello nell'associazione si è promanato in un tempo breve e circoscritto, 2 anni, ed è stato determinato unicamente da motivi sentimentali che legavano la donna all'ex compagno ed oggi coimputato Giancarlo Bugea. L'avvocato Scozzari ha aggiunto: coinvolgimento che è scaturito peraltro dallo spregevole stratagemma ideato dallo stesso Bugea che, pur di ottenere dei canali di comunicazione privilegiati con altri sodali, ha con cattiveria e cinismo circuito l'imputata, arrivando a instaurare una relazione amorosa con la stessa al solo fine di raggiungere i propri illeciti e maldestri scopi. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ieri ha nominato i nuovi componenti della sua giunta ed in serata ha assegnato loro le deleghe. Arturo Cantella.
Assegnate le deleghe assessoriali al comune di Palma di Montechiaro da parte del riconfermato sindaco uscente Castellino. Gli assessori designati sono stati Bellanti Rosario del gruppo Ama la tua città, cui è andata la carica di vice sindaco, e le deleghe di politiche sociali, famiglie e polizia municipale. È stata sempre la mia intenzione di lavorare sicuramente per la città innanzitutto, così si chiama anche il movimento fondato. Bene, la lista non ha soltanto giovani ma anche persone esperienti come i consiglieri che sono stati rieletti Falco Rosario e il consigliere Scopelliti. C'è la new entry che è Alessandra Falsone, che sono certo saprà integrarsi e lavorare bene con tutta la squadra, quindi è una squadra di giovani e meno giovani, quindi abbiamo anche l'esperienza per poter amministrare bene. Giuseppe Bracco del gruppo Palma in Movimento è andata alla delega del turismo, attività economiche, pubblica istruzione, programmazione comunitaria. È un impegno, sì, sono veramente fiero e orgoglioso di poter far parte di questo gruppo di persone che siamo uniti dalla stessa visione, che è quella di vedere tantissime potenzialità per il nostro paese, la nostra città. Siamo convinti che ci sono tantissimi settori che devono essere sviluppati e implementati. Ci sono settori come il turismo che hanno grandissime opportunità, che creeranno nuovi posti di lavoro e noi tutti vediamo il futuro col sorriso, perché siamo convinti di poter sviluppare, e ne siamo certi, nuovi settori che porteranno un beneficio a tutta la comunità. Giuseppe Di Rosa, gruppo politico Costruiamo Insieme, è andata alla delega dei servizi manutenzione stradale, ambiente, agricoltura, randagismo e tutela degli animali. Sì, la nostra lista Costruiamo Insieme è composta da 3 consiglieri, Gaetano Vitello, Angela Ingardona e la sottoscritta, e abbiamo designato il nostro assessore Giuseppe Di Rosa, un giovane assessore. Abbiamo voluto appunto una persona giovane. Di certo partiremo con dei progetti che abbiamo messo in programma, quindi inizieremo con grande spirito e voglia di creare eventi e cose che ci saranno nel futuro a venire. E voglio ringraziare per la fiducia il consigliere della lista Costruiamo Insieme e del sindaco Stefano Castellino. Metterò il meglio di me. Angela Ingardona, gruppo Nuova Palma, gli spettacoli ed eventi, politiche giovanili, volontariato e pari opportunità. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi consiglieri di Nuova Palma per la fiducia e il sindaco anche per la responsabilità e la fiducia che mi ha accordato. I progetti sono tanti, io sono già la vicepresidente di un'associazione che si chiama Ioresso, dove organizziamo eventi e anche tanti progetti a difesa dei bambini e di tutte le minoranze sociali. Spero di fare questo e di portare nuovi progetti, nuova limpidità a Palma, proprio per portarla sempre avanti e progredire sempre verso un futuro sempre più roseo e migliore. Calogero Lauricella del gruppo politico Corri Palma è andata alla delega dei servizi cimiteriali, urbanistica, mobilità e trasporti. La ginnasta empedoclina Asia Abate si è riconfermata campionessa italiana di ginnastica artistica. La vittoria ai campionati FISDIR, terzo livello senior con programma internazionale, la pone di diritto nella squadra nazionale che andrà a disputare i campionati mondiali in programma il prossimo dicembre. Vediamo. Il gradino più alto è il titolo di campionessa nazionale Asia Abate. A Rimini una nuova competizione che ti garantisce di accedere di diritto ai mondiali. Sì, saranno i mondiali a polietileno tonale. Saranno in montagna praticamente con il freddo e con il ghiaccio pure. Quindi siamo a dicembre, dall'1 al 4 di dicembre. Questa volta hai vinto ben 3 ori e un argento. Perché? È stato difficile l'esercizio? Praticamente sono di un livello molto importante, molto impegnativo. Quindi sono arrivata primo posto con corpo libero, trave e parallele, al secondo posto volteggio.
È stato emozionante? Sì, è stato emozionante perché ho fatto le gare molto importanti e molto interessanti e sono stata molto impegnativa con il lavoro, con un percorso di lavoro molto importante e anche stesso livello molto importante. Tu da tanti anni ti alleni nella stessa palestra, vero? Sì, mi alleno da 3 anni in palestra quindi c'è un obiettivo finale per raggiungere questi obiettivi. Ok, e dunque sei stata a fare queste competizioni con la tua famiglia e con la tua insegnante? E allora, io sono stata con i genitori, mamma e papà, e più l'istruttrice che mi ha scelto in capogara. Capito. So che in questi giorni stai anche studiando tanto. Sì, questi giorni praticamente sto studiando, mi devo dare 2 materie, poi devo fare il tirocinio e più la tesi finale. Mamma, una vita un po' impegnata e tanto emozionante. Abbastanza impegnata, sì, perché in questa occasione in particolare tutto si è accavallato, lo studio, le materie, gli esami, ieri ha fatto un laboratorio, sabato queste gare a Rimini, la domenica poi c'è stato il saggio della Kerkent, sempre con la stessa istruttrice che ci seguiva, abbastanza distrutti, e quindi insomma sì, è un periodo in cui Asia si sta impegnando tantissimo ed è veramente stanca, però insomma le soddisfazioni ci sono, per cui il fatto di poter andare ai mondiali già per noi è una bellissima soddisfazione. Non è la prima volta che Asia partecipa ai mondiali, i primi li ha fatta a Mortara 6 anni fa, poi causa Covid sono saltati quelli in Turchia e ora ci siamo riqualificati per questi di dicembre. Qual è il segreto per vincere e se hai un rito scaramantico, se fai qualcosa prima di gareggiare? Allora, prima di gareggiare mi alleno tanto, molto impegnativo per il percorso che sto ottenendo per i risultati, ma grazie alla mia istruttrice che mi sceglie in capogara, perché è veramente una persona, la mia istruttrice si chiama Ilenia Tumpia, è molto speciale in K, è per questo che mi sceglie in capogara. Nazionale Asia Abate. L'imprenditore Marcello Giavarini, ex presidente onorario dell'Acragas, ha deciso di donare 7.500 euro per consentire lo svolgimento della tradizionale manifestazione Ovenni Riavilla in occasione dei festeggiamenti di San Calogero ad Agrigento. L'associazione Portatori di San Calogero gli rivolge apprezzamento e gratitudine nei suoi confronti e afferma: grazie al suo volontario e importante contributo economico sarà garantito il regolare svolgimento delle iniziative, un gesto che oltre a essere un atto di devozione dimostra ancora una volta la sensibilità e l'affetto verso la propria comunità. Di parte di Marcello Giavarini, uomo generoso e per bene, sempre molto attento ai bisogni della gente, pronto a spendersi e aiutare personalmente chiunque abbia bisogno. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Pirandello Fest, premiato l'attore agrigentino quasi centenario Nino Bellomo, poi 2 momenti letterali, dialogo impossibile tra Pirandello e Sciascia. Arturo Cantella. Si è svolta presso la casa natale Luigi Pirandello, nel parco antistante, il secondo appuntamento del premio Pirandello Fest. Diversi gli incontri letterari sul tema, che ha visto la presenza dell'ex onorevole ministro Alfonso Pecoraro Scanio, della signora Giovanna Carlino Pirandello, di Emanuele Carrera, direttore della Fondazione Fausto Pirandello, e il presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Nenè Mangiacavallo. Un uomo, un letterato, un premio Nobel, un rappresentante autorevolissimo della letteratura mondiale, è giusto che venga ricordato, se non
mensilmente, almeno annualmente, e questa occasione rappresentata dall'anniversario della sua nascita sicuramente ha fatto sì che l'amministrazione comunale, la Fondazione Teatro Pirandello si attivassero opportunamente per ricordarlo come uomo e come letterato. Questa serie di iniziative che sono state promosse credo che si possano inserire perfettamente in quel contesto culturale, letterario, organizzativo e con altri aspetti peculiari relativamente a una valorizzazione turistica che è rappresentata dalla candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura. Quindi che ben vengano queste manifestazioni, che si venga tributato il giusto riconoscimento ad un grande uomo come Pirandello, e io sono onorato di essere stato invitato ad esprimere la mia opinione in merito. Beh, sono 155 anni dalla nascita, mi sembra importante che che il comune, che la comunità locale si occupi di un tema del genere, anche perché uno, Pirandello è stato uno dei pochi premi Nobel italiani, due, è uno dei pochi ad aver dato addirittura un aggettivo alle cose pirandelliane che in Italia e in Sicilia sono abbastanza comuni, e soprattutto se Agrigento vuole candidarsi a Capitale della Cultura Italiana nel 2025, i templi sono fondamentali, ma bisogna aggiungere le altre ricchezze di questa terra, che è una terra che ha una grandissima tradizione, molto antica, ma anche una modernità, e una figura come Pirandello è una figura moderna. Basti pensare che in uno dei teatri più importanti di Napoli, che è il San Lazzaro, c'è una grande immagine di Pirandello con Edoardo, perché come dire, Edoardo era particolarmente onorato di avere tra gli spettatori un premio Nobel come Pirandello. Quindi, come vedete, ci sono tante cose che si legano insieme, soprattutto in quello che era il regno delle due Sicilie, e quindi io, da eletto storico di Napoli, cittadino campano, ma di nonno agrigentino, non posso che essere un punto di congiunzione di questa meraviglia. A me fa immenso piacere di essere ritornata ad Agrigento, perché prima venivo con mio marito, adesso da 4 anni che è mancato, quindi è un ritorno che mi fa ricordare, ecco, questa bella esperienza, insomma, che ho conosciuto proprio qui ad Agrigento, Pierluigi, in occasione di queste manifestazioni, di occasioni, insomma, pirandelliane, o per la nascita o per la morte di Luigi il 10 dicembre. E poi lì, da quell'incontro, nacque poi questa simpatia, ci siamo frequentati, ci siamo sposati e ho condiviso un mondo nuovo per me dell'arte, per cui ho condiviso tutto quello che lui ha voluto, anche nelle attività culturali, anche a casa abbiamo rappresentato tante opere teatrali, presentazioni di libri, c'è anche un legame tra Luigi, cioè qui Luigi Pittore, che è stato ad Anticoli Corrado, pure Luigi, l'ultimo anno nel 1936, quando poi è venuto a mancare, insomma, il 10 dicembre, però dipinse un'opera di Pierluigi, che era piccolo, avevo 8 anni, e Luigi ha dipinto questo quadro ad Anticoli Corrado, per cui aveva questo amore per Anticoli e per Agrigento, anche se lontano, però sempre vicino alla terra, la sentiva sempre vicina, tant'è vero che quando ha conosciuto me dice: ecco, meno male, ritorno alle origini con Giovanna. Quindi a seguire le conversazioni impossibili tra Pirandello e Sciascia, tenuta dallo scrittore Matteo Collura. Sì, io ho preparato una conversazione impossibile, cioè immaginaria, tra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia. L'idea era quella delle interviste impossibili, quelle di Umberto Eco, Giorgio Manganelli. E ho alzato un po' l'asticella l'anno scorso e mi è venuto di inventare questo dialogo di sana pianta, perché Pirandello e Sciascia sono entrambi morti, e tra l'altro è interessante riflettere su un dato, che se si incontrano Pirandello e Sciascia, Sciascia sa tutto di Pirandello perché è nato nel 21 e Pirandello è morto nel 1936, quindi da giovane ha fatto in tempo a leggere, a vedere il teatro, eccetera, mentre Pirandello non sa niente di Sciascia. E allora nel corso di questo colloquio Pirandello diciamo, impara a conoscere Sciascia e a sapere chi è Sciascia.
Al termine della serata l'attribuzione del premio Pirandello Feste, che è stata assegnata dall'amministrazione comunale di Agrigento all'attore Nino Bellomo, che tra qualche giorno festeggerà i suoi 100 anni di età. Tutto ciò che viene fatto in Agrigento per me è un godimento, perché sono tra quelli che ad Agrigento ha cercato di dare il meglio per questa grande nostra città e poi per l'abilità personale di essere sempre nella vita per gli altri più che per se stessi. È stato semplice ma impegnativo e importante, l'abbiamo voluto assegnare al maestro Nino Bellomo, che è veramente rappresenta Agrigento, rappresenta la cultura, rappresenta la storia della nostra città, e quindi quale persona migliore per aprire questo premio, che adesso vi leggo la descrizione, è meraviglioso e consegno nelle mani del maestro Nino Bellomo. Un applauso, grazie. Camicette bianche, il musical di Marco Savatteri, scena al Teatro del Tempio di Giunone ad Agrigento. Arturo Cantella. Particolarmente gradito e apprezzato dal pubblico presente al Tempio di Giunone è stato lo spettacolo messo in scena da Marco Savatteri, Camicette bianche, inserito nel progetto Global Learning 3, che prende ispirazione dal racconto di Esther Rizzo, Oltre l'8 marzo, che racconta la tragedia dell'incendio che colpì nel lontano 1911 la fabbrica di camicette alla moda. Nella tragedia persero la vita 146 persone, di cui 126 donne, ben 38 erano di origine italiana. Per tale evento si è preso spunto per ricordare la Giornata internazionale della donna, che si celebra nel mondo ogni 8 marzo. Quindi il saluto del presidente del Consorzio Universitario di Agrigento ai presenti e alla compagnia di Marco Savatteri, Nenè Mangiacavallo. Stasera abbiamo visto tutto in questo spettacolo: testo, meravigliose musiche, coreografia, luci e principalmente un atto d'amore per la Sicilia. Non è soltanto un atto d'amore per l'Italia, per le donne. Signora Esther, io mi complimento per quello che ha scritto lei, ma ha dato la stura ad un artista geniale, ad una persona straordinaria, ad un galantuomo, ad un grande artista quale Marco Savatteri, e perché no, completare un suo meraviglioso scritto. E l'attualità di questa sera con i diritti delle donne sembrava fatta apposta. Mi sentivo proprio a New York a protestare contro quello che sta succedendo, ma bando alla politica, ammesso che si tratti soltanto di politica. Io desidero, riprendendo le parole del vicepresidente, che ringrazio sentitamente per il suo lavoro quotidiano, attento, preciso, scrupoloso, che risale fra l'altro a qualche decennio fa come inizio, dicevo, noi siamo particolarmente lieti di avere dato seguito ad un progetto che è partito 3 anni fa e che sta producendo dei frutti veramente straordinari. Non si tratta soltanto di mettere in scena uno spettacolo stupendo, grazie ancora Marco, si tratta di dare la possibilità a molti giovani di qualificarsi anche sul fronte dello spettacolo. Sono usciti qualificati addetti alle luci, aiuti registi, scenografi, fonici e così via, e non è un fatto scollegato dal tema che è stato trattato questa sera, perché è nostra ferma intenzione dare la possibilità alle nuove generazioni della provincia di Agrigento, e non solo della provincia di Agrigento, di avere quelle opportunità di lavoro che nel 1900 e nel 1911, come è stato citato, si andava a cercare all'estero. Noi abbiamo tante di quelle potenzialità, abbiamo tante di quelle ricchezze che abbiamo anche il dovere di utilizzarle e metterle a disposizione dei giovani. Ho detto in una occasione, e lo ripeto, che la nostra ferma intenzione non è quella di permettere ai giovani di cambiare mondo. Noi vogliamo che i giovani di questa provincia cambino il mondo, anche perché hanno la possibilità di farlo. Noi proseguiremo per questa strada, aiutate da tutti, in maniera particolare dalle istituzioni agrigentine, e pensiamo di offrire un'ulteriore occasione di sviluppo, non solo economico, non solo turistico, ma anche culturale a questa meravigliosa terra. Lo dobbiamo dire, non solo lo possiamo dire Giovanni, Margherita. È stata candidata a Agrigento, su nostra espressa volontà, perché non sottolinearlo, a Capitale Italiana della Cultura del 2025. Ce la dobbiamo fare. E ce la dobbiamo fare perché già
particolarmente significativo di un cuore culturale pulsante ai piedi del Tempio di Giunone e in tutta la provincia di Agrigento. Da soli sicuramente non potremo farcela. Approfitto dell'occasione per chiedere il contributo di tutti, istituzioni, enti privati, associazioni, fondazioni, cittadini, perché è una battaglia non solo del sindaco, non solo dell'amministrazione, non solo del consorzio universitario, ma di quanti credono nello sviluppo di questa zona, di questo territorio e principalmente nel fatto che i giovani non vadano più all'estero e possano rimanere qua. Grazie. Franco De Domenico, candidato sindaco del centro-sinistra a Messina, sconfitto da Federico Basile, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Per lui l'ombra dell'ex sindaco De Luca è ancora presente. Vediamo. Basile ci tiene a sottolineare come dire, di essere persona diversa rispetto a Cateno De Luca, nei confronti del quale il dialogo, diciamo, è una parola, diciamo, che non alberga. Per cui aspettiamo i fatti, fermo restando che in democrazia chi vince governa e chi perde va all'opposizione nel rispetto dei ruoli. Noi siamo opposizione responsabile e non distruttiva, per cui aspettiamo i fatti prima di poter rispondere. Ci possono essere dei punti di contatto rispetto ai programmi, rispetto a qualche tema che si può condividere? Ma noi avevamo posto il tema degli spazi culturali che sono totalmente assenti in città e il tema, diciamo, dello sviluppo economico, del waterfront e soprattutto il tema delle disuguaglianze. Su questi temi siamo, come dire, sempre disponibili a portarli avanti nell'interesse della città, anche se, come dire, dal punto di vista politico è difficile immaginare una collaborazione. Terminati i lavori per la realizzazione di una delle 2 nuove campate del viadotto Ritiro sull'autostrada A20 Messina-Palermo. I dettagli nel servizio. Terminati i lavori per la realizzazione di una delle 2 nuove campate del viadotto Ritiro sull'autostrada A20 Messina-Palermo, stamattina è stata aperta al transito la carreggiata lato valle della nuova infrastruttura, in sostituzione definitiva della vecchia, che era certificata nel 2012 come non adeguata a sostenere carichi a piena carreggiata. Tutti i veicoli possono già utilizzare la prima corsia in direzione Palermo, mentre i lavori si spostano sul completamento della campata al lato monte e del nuovo bypass, che permetterà lo scambio del traffico da monte a valle per ridurre, tra pochi mesi, il doppio senso di circolazione da 11 a soli 3 km. La realizzazione del nuovo viadotto Ritiro rappresenta una tra le opere più complesse e imponenti attive in Italia. La sua ultimazione, attesa da un decennio, è quasi al 90% dalla fine, dopo il forte impulso impresso negli ultimi anni. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!